Al telefono Alessandro Brunello che è l'editore di Prima Free. Buongiorno Alessandro, come stai? Buongiorno Leandro, ciao a tutti. Bene, grazie a lei. Grazie a Dio siamo qua. Ecco, a te naturalmente la domanda che in questi giorni gira, l'importanza dei media e l'importanza di selezionare le notizie e non dare fake news. E come vi state comportando voi all'interno di Prima Free? Beh, credo che il ruolo delle testate giornalistiche in questo periodo sia fondamentale. Ce l'ha detto anche, ci ha anche gratificato il prefetto di Rovigo circa 2 settimane fa, quando assieme al direttore della nostra testata siamo andati a intervistarla, e quindi sicuramente siamo, diciamo, una base fondamentale per chi ci ascolta da casa, anche perché purtroppo in periodo di quarantena la televisione e anche i sistemi di comunicazione, tra cui i social, sono molto importanti, insomma, anche per un fattore di compagnia, ma anche e soprattutto per un fattore di informazione, proprio come hai detto tu e come stai facendo anche tu con il tuo sito internet, insomma. Quindi sicuramente credo che una attenta valutazione e un'attenta informazione e soprattutto un'attenzione di quello che si va a divulgare nei media sia molto, molto importante. Quindi bisogna sicuramente fare attenzione e cercare anche di capire quando una notizia è reale e quando è una fake news, è fatta apposta per creare degli inutili allarmismi, soprattutto nelle fasce più deboli delle persone, insomma. Ecco, in questo momento, anzi, fino a ieri c'era la competizione tra social e TV. Auspichi una sinergia tra questi due media oppure nei tuoi colleghi, io so che tu ci credi a questa sinergia, però nei tuoi colleghi editori non la vedo. Cosa ne pensi tu? Ma sto vedendo un netto cambiamento radicale proprio in occasione di quello che stiamo passando in questo periodo. Quindi sicuramente c'è più vigore nel cercare di creare una sinergia tra televisione e social network. Lo fanno come lo faccio con la mia emittente. Vedo che anche quasi tutte le altre emittenti del territorio cercano di abbinare la comunicazione tra la televisione e i social network. Ecco, tanto io ti ringrazio perché metti in onda anche le cose che facciamo qua su Made in Polesine e questo ti ringraziamo veramente. Ormai tu sei in casa ormai. Sì, ecco, tra l'altro c'è qualche progetto in movimento, quindi ci sentiremo subito dopo sta burrasca qua del coronavirus. Noi ti ringraziamo anche perché, come ripeto, sei l'unica televisione della provincia di Rovigo e questa qua bisogna sottolinearlo, e sottolineo il fatto che in un momento di grande difficoltà di tutte le TV private, del fatto che tante TV private chiudano, tu resisti in maniera quasi stoica. Complimenti. Grazie Leandro, cerchiamo di fare il nostro meglio nel nostro piccolo e i risultati ci vedono, soprattutto anche diciamo gratificati dai telespettatori che di giorno in giorno crescono, soprattutto nel nostro territorio appunto del Polesine e della Bassa Padovana, dove cerchiamo di avere il nostro zoccolo duro di telespettatori e noi cerchiamo di essere presenti con l'informazione locale, cercando di dare un servizio che sia nel limite delle nostre possibilità, che sia affidabile e che abbia una certa credibilità. Grazie Alessandro, buon lavoro. Grazie Leandro, grazie a te. Ciao.